Si è tenuta come di consueto a Bessica di Loira la 47esima fiera delle piante ornamentali. Oltre 300 espositori che sottolineano la vivacità del comparto florovivaistico veneto. Proprio per esprimere l'eccellenza delle produzioni locali, infatti, oggi è sempre più concreta la creazione di un vero e proprio distretto florovivaistico. Sicuramente abbiamo trovato un accordo anche con i comuni limitrofi e sicuramente Loria è al centro di questo progetto. Abbiamo sicuramente tantissimi operatori del settore che assieme anche ai loro colleghi dei comuni limitrofi possiamo creare un grande distretto per avere più voce nel capitolo del florovivaismo all'interno della nostra regione, che sicuramente avrà modo di darci una grossa mano e un grosso contributo. Abbiamo avuto un grandissimo supporto da parte di Coldiretti e Flor Veneto e ovviamente una sponsorizzazione da parte di Banche delle Terre Venete, che comunque ci sta dando una mano, perché soprattutto senza il loro contributo in questo momento, chiamiamolo pure burocratico ma senza dubbio necessario, non avremmo portato avanti il progetto fino a questo punto. Un distretto che ad oggi conta oltre 200 aziende che comprendono 12 comuni che uniscono le province di Treviso, Padova e Vicenza. Tra gli obiettivi del nuovo distretto: coesione, di coalizione tra le varie attività, l'aumento esponenziale di attività, anche le nuove attività, un aiuto formativo, economico, ma soprattutto appunto creare un marchio, un logo che sia evidente per quanto riguarda il settore del florovivaistico. Un'azione che ha incontrato fin da subito il favore di Coldiretti Treviso. Abbiamo l'obbligo chiaramente di sostenere questa zona, perché abbiamo veramente delle eccellenze che lavorano in Italia, esportano nel mondo e hanno bisogno appunto di un accompagnamento, di una garanzia, ma soprattutto di una valorizzazione di un territorio che è riconosciuto ormai da tanti anni. Questa è un'esigenza che c'è stata, che viene dal territorio. L'ente fiera di Bessica e il Comune di Loria hanno chiesto la collaborazione con Coldiretti e Coldiretti è ben felice di dare una mano, perché è certamente una grande opportunità per il territorio e per le produzioni di questo territorio, che sono molto belle, molto importanti e anche molto famose.